Poco dopo le 9, i carabinieri della scientifica, i militari del nucleo operativo, il pubblico ministero che sta seguendo l'indagine, Giovanni Valmassoi e l'anatomopatologo Alberto Furlanetto, sono entrati nel parco dell'abbazia di Vidor. Un'attività importante per cercare di chiarire cosa sia accaduto ad Alex Marangon, come possa essere finito nelle acque del Piave. Sono stati effettuati rilievi fotografici, si sono cercati riscontri rispetto alle versioni fornite dai partecipanti a quell'evento, sentiti più volte dai militari dell'Arma. Un incrocio di dichiarazioni e prove. È stata perlustrata palmo a palmo sia l'esterno dell'abbazia che l'interno, compresi alcuni sentieri presenti nel parco. Si sono cercate anche tracce biologiche o di sangue. L'attenzione degli investigatori si è poi concentrata sulla terrazza affacciata sul Piave, un'altezza di oltre 10 metri, ma dove sono presenti arbusti e sterpaglia. Potrebbe essere caduto o essere stato spinto da qualcuno? Le ferite sono state tante e gravi, uno sfondamento parziale del cranio, ferite gravissime al torace, emorragie. Tutto quando Alex era ancora in vita. Che cos'è accaduto? La certezza che quando il 25enne si è allontanato dal cerchio era turbato, ha gridato. Cosa lo ha spaventato tanto? Domande, tante, troppe, che ancora non hanno una risposta. Le piste rimangono tutte ancora in piedi. Un'aggressione o una caduta. Alex Marangon è andato a quell'evento per cercare la pace, ma lì ha trovato la morte. Stordito da sostanze psicotrope assunte anche dagli altri partecipanti. Un rituale che avrebbe dovuto essere seguito in sicurezza. Ma così non è stato. Il curandero, assieme al suo assistente, si sono allontanati dall'abbazia sapendo che Alex era sparito il mattino seguente e loro sono stati gli ultimi a vedere il 25enne ancora vivo. Loro lo hanno avvicinato. Che cos'è accaduto? Nelle prossime ore la procura farà un punto della situazione cercando di spiegare, almeno in parte, un mistero che ha sconvolto la comunità. Se dovessero essere riscontrate delle responsabilità, dovranno rispondere della morte del 25enne. Intanto rimane aperto il fascicolo con l'ipotesi di omicidio.